un saluto a tutti che non sono abbaidenti, ai cucenti. Oggi seguiamo sull'appuntamento culturale da un'idea dell'Associazione Culturale alla Simbolo, che ha da come scopo questo di valorizzare tutta questa cultura del suo personaggio di Ossi, personaggi che hanno contribuito a fare cultura dei Dedisi, personaggio dei Dedisi e pure di Oe. E oggi siamo in Oghe, adenanti adesso un'uraghe Samandre Saiua, un villaggio archeologico meda manno, però un luogo arruinato in anni 60-70 da non avere un senso di identità e di coscienza storica. E oggi siamo in Oghe con Gavino Fadda, che è il suo presidente del gruppo folco Città di Ossi, e Linaro già Gavino deve si presentare uno vago a suo solo e poi iniziamo. Allora, io sono Gavino Fadda, mi chiamano Gavinuccio, però niente, sono in che ho accettato l'invito che Mario mi ha fatto, fai dare un vago del suo che ho fatto sul gruppo folco in questo 40 anni, l'associazione nostra è nata sul 1983 e dai due pensate come siamo andando sempre adenanti. Noi siamo appassionati dai minoretti, sono vago psicologi che sono sensibilizzato a fare questa ricerca quando si tratta di abbaidare come TV di questa tradizione di questa festa importante, questa più particolare come ti Sos Santos, e tanto andiamo a preguntare a Sobezzo come insomma di tutto questo rituale, momento per esempio del Saparizzu, questa notte sono morto, insomma, è questa passione, questa cosa passata, non si è nata da voi questa cosa, insomma, adesso ballo e disabbigliamento. Infatti come ho visto infatti Gavinuccio è nato 40 anni fa che è nato questa associazione, questo gruppo folco, ma quando è nato questo gruppo folco, intanto da chi è che c'ha ideato? Allora noi siamo nati come il gruppo folco, siamo nati come si sanaramo sulla componente minore del suo primo gruppo che caimo in Bidda, che è esatto. Che fu già su primo gruppo? Fumi su un pare, da poi noi fummo più minore, e insomma dai due siamo nati dopo noi che sono più giovani. Sono come con Roberto. Esatto, esatto. Chi abbiamo cominciato questa associazione da voi 3 anni, che appunto come su un pare, siamo subito Deo, Marco Sanna, Giuliano Sanna, Torre Sanna, insomma, Pizzino che ancora Pizzino non manno, chi siamo ancora impegnato però sul folklore narramo, e comunque appassionato sempre comunque la cosa bella di questo gruppo di Ossi è che comunque 40 anni e bisogna ancora. Esatto. Quindi 40 anni forse si è a pago il gruppo, in altra vita che hanno una storia con i manna come sì, narramo che voi invitano a pagare l'associazione chi rezzene il suo tempo chi rezzene sì. Non analizzi il suo tempo. Sì, e poi abbiamo tanto proprio so primo che potevo ventomare e dessa zona abbiamo Bidano a Monteleone, che ha Piaghe, adesso Osilo, Ittiri, sono praticamente il suo gruppo che sul Nachido che alcuni sono anni 60, ma so più so primo anno 70, 72, 73 hanno incominciato a creare questa formazione che partecipa a questa processione, e poi so ballo, so palco, insomma, è una cosa che nel Nachido in cui sono anni caprimo sul ballo, poi vai da sul ballo che si fa in piazza, so che occasione di carrasegare, di fare per ballo, ma è solo penso a vita hanno adotto 2 o 3 tipi di ballo, non più uso. E questo vuol dire, insomma, e dai due, allora, in questo anno secondo noi siamo arrivati su un luogo poi, però è stato importante che siamo resi comunque a mantenere sia sull'abbigliamento, ma sul ballo, qualche cosa che si fossero la imisi contivizzata dando si perdita. Infatti quando siamo grati come te cittadino che fa parte di questa comunità, proprio per questo, che è stato arrivato un modo comunque di sentire di tanto, esatto. Eppure essendo un gruppo folco pure su modo di ballare. Che infatti
e ogni ida poi ha sa particolarità dei suoi, sia come la musica, noi abbiamo sempre adottato, che cosa adottare la musica del suonatore, che fu su suonatore stesso, riconosco di tutti i Petruvilu, buonanima, che appunto ha cercato di valorizzare la musica che su proponeva su Ballusaglio. Insomma, è grazie al suo suonatore De Osi siamo resi a mantenere anche, sì, sicuro questo è un altro, insomma, adesso travaglio che siamo resi a mantenere, naturalmente sempre in maniera, insomma, de appassionato, obitta, non è che siamo professionisti, però che in qualche modo siamo che sono resi da mantenere in vita questa cosa che voi abbiamo potuto approfondire, studiare meglio e in qualche caso appunto fare pure ricerca più accurata, ecco, questo è stato importante. Quindi capito, vedo che questo gruppo a raccontare su tutta la storia del Barantano, bene e male in tutto il video, però di che si domandare, come ti è cominciato? Sul primo passo, come te l'hai fatto? Sul primo passo è stato a boccare il cimento, l'hai già? Nando, la vestimenta che hai imitando fu lì. Sa sempre beccata La prima cosa che abbiamo fatto noi abbiamo incominciato con il ballo, dopo quando è nata l'esigenza adesso si invita a questa processione, se gaidando è riuscito a pizzo pure la necessità di chiccare pure la vestimenta e qui è che è nata pure questa passione per chiccare di ponere un pare sa vario pezzo so chi funi a volte sa concogliato so de tutto cosa credibile perché funi so calaccia sì solo che poniano un pare ti dico su gorito de sabigiaia lo poniano un pare a sapunetta de sanetta che l'hanno fatta e poniano un pare culto e poniano un pare così tanto noi siamo chiccato de ponere un pare per ogni periodo di accogliere quindi vale per una ricerca pure sì, pure uno vago appunto sa ricerca sa fatta sa domo di chi è a questo piccolo poi fotografia insomma qualche descrizione anche da qualcuno che ha fatto ricerca insomma più approfondita e da questo siamo resi insomma a ponere un pare uno tipo di abbigliamento che è andiamo su diciamo canonico, nel senso che lo poniamo su a un po' più un pare tutto subito di un certo periodo. Da poi, come te tutto a moda, questo è andiamo su modo del tiro di massima di un certo periodo. Poi bisogna fare la evoluzione, cambiamento, aggiunta le cose che sono nate da esigenze o dai sopravvivere o dai ma è un'altra maniera di esistere esatto come sì, quindi questa è una meraviglia si agattiamo su altro modo di esistere assolutamente questa è una meraviglia importante di contestualizzare questa maniera di esistere tanto si è pure giustificare noi che in vita caimi certo sociale di distinguere me da un modo di dire da uno dai esatti però BV sa differenza tanto BV che si può permettere di comprare uno tipo di roba che fu più cara più pregiata e uno che invece si deve arrangiare con una cosa più ordinaria e questo va come chiesi questa normalità esatto e che invece è bestia di maniera più ricercata quindi fu meta variegata questa maniera di sentire fu variegata in base a sui nari però esatto però non eravamo chi tu ripetaiana fondamentale un fondamentale di questo sa base bifu poi bifu sa parte che cosa devi uso poi fu sa chi cambiare di uso come la punnetta una cosa fu di fare una punnetta in panno con un reclamo e un'altra fu dalla fare de caraccu da te fu di roba se costano più pai quindi si dia pure la differenza tra chi è denaro e chi non la vai pure che i soraria pure soraria e poi pure che si deve accosciare a basta la gente che si imprecaia per ponare quindi noi che quindi bisogna tutte queste cose si pone in un pare dai insomma dai quei bitta pure la differenza sì. Quindi sa prima una volta che hai sul gruppo hai
sentimento, naramo, su costume. Sì. Da poi sono cominciata a sta serata, ragazzi. La prima cavalcata quando la si fa? La prima cavalcata l'abbiamo fatta soltanto a Battolo, ma la prima, Soltanto a Battolo? sì, noi siamo nati a sa fine del 73, E poi siete organizzati sul prezzo? sì, che noi abbiamo esperienza, adesso è abitato già in state, e quindi non siamo muoviti, dando noi fummo quasi tutti fumi minorenni, e quindi abbiamo i cacchi genitori, che nos a gioia e poi dando ai micchicato come presidente sa buonanima su Martrughessa che dando e su fu appassionato e non si è dato una mano sul primo anno finché non siamo insomma grechi con noi e mi ha fatto ma la prima serata proprio non lamentiamo sempre l'abbiamo fatta post-oftal quindi in beneficenza a su Pontina in Platamone beh ad una riunione de Malaidos organizzata appunto dai... E questa è la prima serata? E noi la prima che abbiamo fatto la prima uscita? La prima uscita l'abbiamo fatta in beneficenza. Su nome sempre un Matese? No, abbiamo cominciato con un nome, però sempre su Matese, sempre Città di Ussi. Sempre Gai, sì. Al di là adesso, il primo periodo che fumo sono vago in sesso sulla zona, però da voi insomma. E poi abbiamo seguito, poi su tempo, noi abbiamo fatto duro poi di organizzare la rassegna in vita, ma tutto siamo già socialno per cui siamo più avanti, siamo più avanti. Adesso intendete camminare da dei seguiti, una volta che cominciate la prima cavalcata, sono soltanto a Batto, no? Soltanto a Batto. E poi sono bene la prima serata. Poi fai questa serata, così combinare in Sabida, poi un'altra della prima proprio abitata. La si è girata dotta? In Sardegna dai Sant'Antioco, Zelargio, Scagliari, tutti i campi, poi su Morese, Galtellio, Roseto, Orgali, insomma, Bitti, insomma, in Barantano praticamente sono paga Sabida che non abbiamo visitato in Sardegna. Qui dopo si è fatta una bella esperienza, siete andati pure al continente? Siamo abitati al continente, siamo abitati e pure all'estero. Sì. Da voi si fa amata, poi organizzato pure un festival a livello pure internazionale, mi pare, vero? Sì, noi su 91, in Ussi, su 91. Io su 91 su primo e poi abbiamo fatto, siamo arrivati fino a su 2015 l'ultimo l'abbiamo fatto, ma su primo abbiamo messo il gruppo che facciamo il cambio e lo ospitiamo in vita e questo l'abbiamo fatto su 91 e su 92. Da voi su 93 siamo andati noi in Ungheria, che hanno prima, a Emisai. Prima siamo abitati nell'Unione Sovietica e da voi lo siamo ospitato noi su 91. Questo gemellaggio. Fai questo si cambia, questo gemellaggio, sì. E poi su 93 siamo abitati in Ungheria e da voi vogliamo quasi ogni anno, però in contemporanea pure se non andiamo a fuori, organizziamo la rassegna e tanto sul gruppo chi ha più luogo può lo ospitare, insomma, da voi fu diventato pesante, attendere 40 persone, che quindi si diventa prima, sul primo anno la gente pure di portata a giocare, l'entusiasmo, da voi la gente comincia a francare, quindi diventa più difficile pure a ponere un pare tutto solletto, carrare, struttura, viaggiare, lo giocherai in ore, insomma diventa una cosa impegnativa e dopo inizia la famiglia, la gente greca, quindi su tempo pure noi più sui primi quando e quindi insomma ognuno si impegna su quindi non si resiste. Comunque questo fu un Sosanno più più bello una rama, come te Bescida, anni 80, anni 90, i primi anni 90 abbiamo incominciato. Fusi pure meta, quanta coppia fusi? Ma noi sul massimo siamo arrivati a 7-8 coppie, non siamo invitati sempre una bindi 20 persone massimo, ecco, ma proprio in occasione, se no la media è sempre stata 17 coppie, niente. Quanta gara fa quanta serata fa sanno? In questo anno arriviamo pure a fare 20, 8, bindi che esci da ma in Sardegna e poi c'erano pure quindi fu un bello un bello impegno, ma impegno però il studente settando noi si impegno di accompagnare l'ufficio ecco. però fu una cosa mera bella perché mandare
questa cultura nostra, pure Esatto. al continente, all'estero, sono cose belle, sono cose importanti. Ed è questo infatti che voi non sapete, se ne è detto finza Che cosa accompagnai da questo tempo? sempre che vedo non sa Sempre accompagnare, che sempre che vedo qualche cosa che non fu disponibile su tanto non sa accompagnare da Guido Vercellino su Pizza Samona buonanima del mondo Lo Perciò. conosco, la conosco dai va. Non sa accompagnare, quindi Suonando ancora, Sì, sì. perché accompagna il suo gruppo di Solumedo e altro. Ma sul gruppo sul Medo, De Bono, sì, no, accompagnati diverso, sì, sì, sì. E come invece canto siete? Come siamo su, eravamo adesso bezzo, siamo stati gimbes e coppie, però come se non arrivano le vannoa, sì, sì, beh, so adesso bezzo, so adesso a prim'ora, adesso 83 siamo raccaduti in 3. Questo Covid praticamente è basato, hanno pago segato sa sanca, una rana, dai. Beh, se festa non la fa. Non solo a voi, ma a tutti tutti in in generale. generale. E quindi come voi siete organizzati? Non siamo organizzati, ma siamo pure fatti. Tornare a fare serate. Abbiamo già fatto, ho canto pure che paga, sapete, come a differenza di noi che è andato a fare stagione, che gli ha dato lo impegno è sempre più difficile mantenere la gente, uno pesicola, uno pensa che la gente sia libera per fare tutto. A suo tempo nostro sono biresissimo, come le esigenze del suo pizzino sono cambiate pure, quindi gli interessa che chi città più in busciac e quindi si ricapita si pagare uno tale su Zappa di domenica che magari sa dire che bisogna di una manifestazione, non vieni, ne preferiscono di andare a fare un extra, a fare questo genere. Ah sì, progetto su noi siamo su progetto a breve, vite, non più 40 anni. Quindi fu una bella festa. E quindi siamo su progettando. I tazzi carne di vaca. Ma se resessimo su, abbiamo intenzione di fare più appuntamenti in Sanno, insomma, San Luchini, su 2023. Vari appuntamenti. Fare sì, diverse. Quindi un calendario proprio di appuntamento poco anniversario, esatto, sì, Barantasso. Abbiamo saputo modo di girare con il Sestero, non solo in Italia, circoli dei sardi, sia in continente che in Querete andare pure in Nieu? No, o solo in Sardegna? Noi restiamo in Sardegna, probabilmente abbiamo a fare pure qualche cosa all'estero, perché ogni tanto sempre in questo mondo abbiamo adesso offerti, ma ti arrivi, ti sono invito ad andare in vari luoghi, però se no ha un gruppo consolidato, poi non è chi è. Che gli abbinati in treno. Sì. Si può dare così. Ma se perdendo la limba, noi come associazione infatti siamo provando a fare qualche cosa per la recuperare, ma penalizzata pure sul gruppo a fuoco, sono giovane, sono orientato, sono appassionato ma mi pare che imparare a ballare uno, come te vogliamo dire, una tradizione. Sì. Mi pare, ma infatti noi andiamo sempre, non è che uno viene da imparare a ballare, per forza deve fare parte del suo gruppo. Noi siamo sicuri, due volte a Saghita, se tu vuoi bene da imparare a ballare, tu vieni a imparare a ballare, poi sì, non chiede bene la fare questa serata, però uno che impara da Grenare, chi si impara così, da me da imparare nessun altro, questa cosa si continua a continuare, invece sì. Ma se sentiamo uno che sia di guida di posizione no, infatti questo non la però poi sul serio uno impara da una dia capita che abbiamo su una manifestazione tu che ballare vamo a Odale in Cagliari a ti a fare una gita vieni con noi ti fai pure un ballo e stiamo su un paio che questo gruppo deve essere prima di tutto un luogo di festa, di armonia, no? Insomma questa domanda della che so fai Gaffi, a me mi piace questa varietà, no? A me non mi disturba che per tre gruppi, ognuno va a fare meno solo, sa la storia sua e andrà bene. Ma secondo te è unito, è stata una cosa diversa, oppure mezzo? A me è pubblicato mezzo, ma è una cosa che non abbiamo da... Che non dipende dai... No, ma dipende da chi è poi alleato questo cammino barante passando come qui noi già dai dando ma qui annessi poi ormai su cammino ma annessi a questa occasione di professione è importante se cavalcare su Redentore Nuro in Cagliari qui non andiamo su
Ossi e andiamo a rappresentare Saida. Questo è stato una dei sicuri. Noi sicuri che è una cosa... O dare pure un uso. Che da voi è stata una cosa importante, perché potete poi chiamare una volta ogni 3 anni, come te gruppo. Ossi pubblicado Ogni anno voi siete stati sempre Ossi intanto nella letteria a rappresentare Saida, quindi ognuno andava a Ragù, a vestimenta, sa chi interpreta, sa chi propone, quanto devo andare in baranta, vi provavo come associazione, si vuole fare, non è una cosa, molto una cosa... È una cosa importante, si riusciamo a unire, il club del paese secondo me ha bisogno sicuro di unità, non ero di essere amico, però nel suo cambio culturale, dello fare un po'. In questa occasione secondo me può essere più forte. Esatto, sì. E quindi Barantanno, so di storia, città di Ossi, e come cantano suonare di siete come te coppia? Come te coppia siamo 6 coppie, siamo 6 coppie, adesso sono fisso. Come abbiamo in paradiso, cioè, quindi pensiamo di andare... In Ossi, anzi, per qualche programma, Buon Natale, ad esempio. Buon Natale assolutamente non abbiamo programmato nulla, non siamo ubito, né con altro che vogliono fare qualche cosa, né con manco noi abbiamo programmato, che ancora abbiamo già ragionato di cosa da fare. Ancora insomma siamo in capitani, ma dai no che su mese che entra se vogliamo progettare qualcosa tocca di si muove, sì, sa sede nella sede poi come l'amo su centro sociale. Prima la imesi a fianco su cinema, ma come poi sono fatte in teatri, quindi sul momento siamo solo proventi sul centro sociale, proprio sulla sede, e noi abbiamo un po' tutto sa cosa nostra, insomma. Da voi 3 anni saprei molto che provato, 3 anni siete fermi? No, noi siamo 2 anni, sì. E io che abbiamo incominciato a provare, così abbiamo fatto qualche manifestazione, sì. Comunque già l'Azi progetto, già si chiama di tornare a... ma a tornare in pista. Su chi sono qui, dai come 2 o 3 anni, fino a subito del KSD. Che mi è un altro presidente. Ma sei sempre stato tu il presidente? No, già non siamo cambiati, però poi a Savina fai il suo giro e tocca. Quindi adesso è bello che appunto un giovane, no? È come Roberto Cano pure. Sì, sempre. Hai sicuro, ma sicuro che era da però votano sempre a essi. Evidentemente sono contento di ciò che sì, sicuramente però noi non manco faccio la volta mi sono dimissi tu delle leggi tu comoda per dire no tocca a chi su secondo adesso votato e tanto lo fa che tu ma Leone lo fa ma che è giusto che lei sa pure un luogo vabbè ma si dichiara l'importante è che uno non si fa poco ma si dichiara dolore di conca va bene Antonio Gaffinu poi mi andrà bene voi, dai, tanto a ricostruire una storia che è manna, perché era tempo meta, se cosa necessaria non la sa nata, cosinuccia, di come è nascita, vi queria domandare magari chi si accompagna a come, a Saprosa. Come, Saprosa, vabbè, utilizziamo su... Ma non si può troppo visare il municipio, su chi sono sorganetta, non ramo. Non si può fare un'icola di imparare. Che fu di Scheglioso, pure sul corso di Organetto, però poi non dico ha cumplito, non dico come siete andati. Qualcuno... Uno dei ussi, Vittoriedo, ma però fa che sa di caglione e tornano a su tempo. Il suo pure è bene infatti in gruppo, ad imparare a ballare, poi sono io da Gaia. L'avevo chiamato, e poi bravo pure. Sì, bravo, sì. Però ogni volta che li chiamiamo deve travagliare qualcuno che giovane che imparando è già bello che sono andati da figlio mio per esempio a imparare Nanno Giuseppe sicuro tu proprio ma come non sono più no non vi la fai più con mano con sopporti che se quindi no e quindi insomma abbiamo già siamo su. Non naro che dovremmo andare come te prima, come te siamo usando in Argentina, in Brasile, come è successo il Sud Amizza. Però a livello europeo, di Sardegna, importante cosa. Io era denanti la tradizione. Anzi, ti deve essere un orgoglio, no? Un orgoglio, ma pure fai entrare in Ghana sono giovane, sa bene che ha occasione di uscire, di conoscere gente nuova, logo diverso,
gruppo Sono di altre esperienza, sono esperienze. su un confronto culturale. Chi rimane chi cresce di più. Esatto, e ti resta un A po' livello sempre, culturale sì, cresce di più, sì. ti confronta con questo Sì, altro. sì. E quindi che rinare qualche Ma cosa, sono sceso. l'unica cosa che posso tornare è che prima di tutto ringrazio a te, a questa associazione, che sono dato questo momento, può fare dare questa realtà che abbiamo creato noi in vita. E poi un invito a chi si chiede da avvicinare a questa associazione, sa già sono sempre aperta, se non vamo su per una difficoltà, che solo imparare a ballare bene, impariamo a ballare. Hanno sempre aperta. Sempre aperta, noi culto e pure il palancata pure no, che è bene. Come abbiamo veramente bisogno sì. che si sente, si avvicina a questa cultura e a questa tradizione, che te la siamo presente e vi proviamo su un pago su gruppo, su un pago su coro, un pago noi, un pago tutto, secondo me riusciamo a fare una cosa di giudo ed è bello. Poi sei da un'altra che rutta in un boido proprio, ultimamente dai fuori minore teo, la cultura non si proprio viene dei da tutto dai tutto da carrella, ma mentre cantaiano i mulino, cioè baccaia poeta, appassionato, cantava la chitarra, poi ad esempio si festa, vedo, un'altra cosa che devo allineare a questo comitato perché non battene mai una cosa come culturale, tradizionale. Adesso sono poeti, che questo l'ho battuto. Poi siamo ringraziato. Gara in fundone, sai che fu guido infatti. È risultato un incontro appunto avevo passato da voi di fiato, poi siamo fatti una serata sinossi, una ogni mese, ma per sensibilizzare proprio la gente, si accostiamo, ma una poi che sa yoga proprio, una già sente già. Sono appassionato già sente, perché un poco di tempo e poi dai, uno va con l'abbiamo abbandonata tutto. Va bene, noi lo ringraziamo a Gavinuccio adesso la disponibilità che nos ha dato e gli auguriamo che si possano riprendere bene e che io che so ballo e sa cultura e tradizione nostra in ogni luogo. Un saluto a tutti e noi vediamo da un altro appuntamento. Adios. Grazie, arrivederci.